già a metà aprile e c'è ancora la neve sugli Isentini, appena caduta sti giorni. Dai che oggi andiamo a fare, che meraviglia, verso il Combai, facendo un preriscaldamento. Guarda che sto zitto che mi vergogno se la gente mi sente parlare da sola. Bene, iniziamo la salita di via laterale di via Roma. Neanche dato il cartello. Prima parte tutta cementata che si arrampica sempre di più. Poi rampa in cemento finita, si passa alla parte dissestata via Iusa. Brevissimo tratto interlocutorio. Respiriamo un po' prima dell'ultima rampa qua infernale, condita di sassi. Eccoci qua. Stoink. Il segreto è farla tutta sulla corsia laterale. Misa rampa. Bene, adesso inizia il tratto divertente. Anche la pizza, qualche sasso. Questo solitamente serve da fare il contrario, visto che adesso tocca fare sto pezzettino a piedi. E fin qua si arriva e basta. Però vorrei provare a fare quest'ultimo tratto in sella. Vai. Come scivola. Vai. Bene. Grande. Là. No, il pazzo no. Cacchio. Devo smerdarmi subito. Bravo. Qua è bello perché si apre il paesetto qua di lago.
Adesso no. Su, su, su. Bene, eccoci giunti al passaggio, quello un po' più complesso. Questo è un passaggino ostico, un piccolo rock garden naturale, come si può vedere. Ci ha impiegato un po' per affrontarlo. Cosa non si fa per avere qualche ricordo? E per non farci mancare nulla nella giornata di oggi, siamo appena all'inizio, diciamo sta bella rampa oltre il 20%, ma non è questa quella più dura, è questa qua a destra. Tocca stare in punta di sella per non capottarsi indietro, tanto per dire. Ok, adesso molla, sarà oltre il 25% quel pezzo là. Oddio, che fatica. Collinato, adesso giù in picchiata fino a Tarzo. Ho poca roba, Abbiamo superato il lago di Revine e siamo in direzione Cison con questo bellissimo rettilineo di ghiaia. Ci siamo e in lontananza vediamo il castello di Cison. Acqua. Allora che non andiamo dentro. Eccolo là. Ci siamo. Bene, adesso inizia la parte divertente per arrivare sulla Cison. Siamo sul sentierino sopra la strada, è molto bello. Dai che il primo pezzo è fatto. E adesso brevissima discesa. Oppa. Oh. E qua direi che tira. Oh, c'è gente, incredibile. Ok, prima botta data, adesso arriva la seconda. Breve ma micidiale. E adesso scendiamo. Senza uccidersi. Ecco. Bene. Si vede meglio il castello. Eccola.
Siamo all'imbocco delle vie dell'acqua. Allora. Vediamo. Ok, grande, fin qua. Vabbè, fin qua si può arrivare. Guarda qua, tutto pieno. Quella, guarda l'acqua qua, come ha scavato. Alberi, cioè ci sono più danni qua, non vedo più niente. Gli alberi, yes, vai, siamo, hop, a me piace così. Ah no, e queste sono le vie dell'acqua. Non male, direi non male davvero. Vai, andiamo su di qua. Bel buchetto. Questo è il serpico. Olle. Olle. Op, op. Dai che non c'è un cane. Dai che ci stiamo avvicinando al castello. No. Bene, passato il castello, adesso ci addentriamo in questo sentierino non particolarmente difficile. La parte più agibile come pendenza finisce qua. Adesso si sale con qualche tornantino. Ok. Ok, ecco qua i pezzi più duri. In poco siamo saliti, E la beppa che disboscato è andato questo. Tagliato via metri alberi qua. Ok, va bene.
Scendiamo. Cazzo, non è... Allora qua non so se si capisce, ma siamo in questa situazione qua che se sbagli sei morto, quindi io metto giù il piedino quando faccio i tornantini. Bene, bene, ha pulito tutto qua, molto bene. Dai, bene, bravo. Poi quelli girando a sinistra, un altro paio, quelli sulla destra, un po', questi qua. Vabbè, non importa, imparerò a farli. Che non è che siano particolarmente difficili, il problema è c'è il vuoto sotto. Ok, bene, data in qualche modo. Tagliamo le ruote. Fico, hanno sistemato qua, tanta roba. Hanno livellato tutto, piano livello. E di qua è stato com'era. Che roba. Lo so, non si dovrebbe fare, ma ho riempito l'acqua al cimitero. Ho anche fatto 2 chiacchiere con questa signora qua con la maglia, col maglione rosso, che ha 91 anni e è appassionata di ciclismo. Boh dai, gente non ce n'è, acceleriamo un po'. Trovo divertente. E adesso andiamo a fare sto altro pezzettino che poi si chiama sempre via dell'acqua.
Tu dalla via dell'acqua qua, insomma. Non ci passo, no. Non ci passo. Ops. Vai. Bello qua, sempre bello. State. Si costeggia questo torrentino. Mi fresco un po'. Bello questo. Se non c'è gente. Olè. Olè. Bene, detto fatto, siamo arrivati di fronte a questa scalinatina qua che ci porta a Follina. A dopo. Ebbene, siamo arrivati in Combay come certificato dall'edificio qua che il Combay l'abbiamo lasciato, ha girato e adesso stanno tornando indietro. Facendo questa mini crestina che non so bene dove siamo, però è uno spettacolo, spettacolo. Ah no, troppo bello. E si continua a scendere. Ok, adesso qua ci sarà un pezzettino da fare a piedi. Perché venghi bello, boh, finalmente vediamo. Che sporco, non la ricordavo così sporchino. Dai. Ma noi poi andiamo su di là, su quella stradina lassù, bella. Questa strada è bella perché praticamente dai Combay si va verso Follina. La strada principale asfaltata è giù a destra e questa qua è una stradina di ghiaia che taglia tutti i vigneti qua.
ed è molto piacevole. C'è una breve salitina prima, poi si sta un po' in quota, un po' su e giù, e poi si scende. Merda, mi faccio. Ok, poi gli ultimi scampoli di batteria arriviamo a Sant'Augusta. No. Vieni qua. Ehi. La scalinata non la facciamo. Dai, andiamo indietro.